Siamo al Teatro Verdi di Padova, uno dei luoghi più evocativi, più simbolici delle politiche culturali di una città importante come la nostra. E quello che è affascinante è che in questo luogo vi è una convergenza simbolica e culturale e progettuale tra due mondi, il mondo della cultura e il mondo del commercio, mondi spesso percepiti come antinomici. In realtà non è così, la storia padovana ci racconta una cosa molto differente. Pensate che nel 1300, quando si decise di innalzare il Palazzo della Ragione e trasformarlo in il capolavoro assoluto dell'arte gotica, che è il Consiglio Maggiore di Padova, fatto da commercianti, deliberò di chiamare persino Giotto. Cosa voglio dire? Addirittura dissero: vogliamo fare il più bel mercato di panni del mondo, e oggi la nostra città è depositaria del Palazzo della Ragione. Dico questo per dire che nel nostro contesto territoriale, nella città di Padova, arte e commercio hanno sempre viaggiato assieme. Una città tanto più bella, più ricca, più piena di stimoli e impulsi, tanto più sa coniugare queste due dimensioni che non sono oppositive, ma che convergono nel rendere Padova una città ricca, dinamica, cosmopolita e internazionale. Commercio, ricchezza e patrimonio culturale rappresentano a Padova, anche dentro la cornice della Urbs Picta, della città dipinta, un unicum. E qui il Verdi, in questo momento topico, è un esempio con cui diamo continuità a questa grande, antica e splendida tradizione.